Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, come vedete, oggi mi riprendo in verticale perché sto usando il telefono e ho questo adorabile microfono per cellulare in mano perché non mi funziona neanche il microfono, abbiamo avuto delle difficoltà tecniche e quindi insomma si fa quel che si può con quel che si ha. Dunque, a 1,2 km da dove sto si trova una cosa del genere. Ho deciso di tentare di esplorare quella appunto che sembra essere una chiesa sconsacrata, una chiesa abbandonata, ma scopriremo che c'è molto di più dietro questo. Allora, stiamo parlando di quella che sembra essere una chiesa, ma la verità è che non si tratta di una chiesa sconsacrata, si tratta di una tomba, di una cripta per la precisione, ovvero di una tomba di famiglia, appartenuta a una famiglia veneziana. La cosa che più mi premeva raccontarvi, però che ho trovato molto interessante, è la leggenda legata a questo luogo. Naturalmente una tomba, una cripta abbandonata, risalente forse al 700-800, eredi che non si sa bene chi siano, non si fanno vedere, ok? Ci siamo, sì, perfetto, il mood è quello. Questa leggenda riguarda il fatto che dentro questa cripta sarebbero state seppellite due bambine della famiglia e sembrerebbe che durante le notti di luna piena chiunque si avventuri nel campo che circonda la chiesa e nello specifico dietro quest'ultima, in mezzo alle magnolie appunto e ai rovi che la circondano, possa sentire durante le notti di plenilunio a mezzanotte le risate delle due bambine. Adesso, io avrei voluto tantissimo e spero di riuscire a fare questa incursione notturna per vedere se è una leggenda vera. Questa leggenda, ve lo dico, come dire, la riporta un abitante del luogo, d'accordo? Non dirò chi, vi dirò soltanto che abita da un bel po', ok, ci siamo capiti, abita da un bel po' lì. Io onestamente ho trovato che fosse una leggenda molto interessante, è difficile per quanto mi riguarda trovare, almeno in Veneto, dei luoghi che si possano dire veramente infestati. Mi piacerebbe tanto provare a verificare questa teoria, magari anche con degli amici che hanno qualche dispositivo, spero di poterlo fare a breve. In ogni caso io vorrei finire qua questo video, lo so, è stato un video breve, è stato un video diverso, con delle attrezzature che, vabbè, però spero comunque che vi sia piaciuto. Se siete interessati a sapere di più su questa chiesetta e se volete che faccia la sfida di provare ad andarci di notte, a mezzanotte, plenilunio, eccetera, e di fare amicizia con probabilmente due fantasmi, fatemi sapere perché io in realtà lo voglio fare, lo voglio tantissimo fare, ma ho bisogno di una ragione valida per poterlo fare. E io vi saluto e ci vediamo alla prossima.